Buongiorno ragazzi, ancora una notizia davvero insolita. In effetti in Artico sta piovendo plastica, quindi una notizia ancora più strana dell'altra che ho fatto prima, ma da nuove ricerche scientifiche hanno dimostrato che nella pioggia e sia nella neve ci sono frammenti e microfibre di plastica. Ciao Moicano. Quindi le perturbazioni atmosferiche riescono a portare materiali inquinanti anche, ciao Marcella, nei luoghi più incontaminati del mondo, quindi davvero una cosa pazzesca. Ci sono microfibre di plastica, quindi piove plastica e nevica plastica, quindi anche sulle aree remote delle montagne rocciose dell'Artico. Ciao Domitilla. Quindi è un gruppo di ricerca che ha fatto questa ricerca di acqua piovana e di ghiaccio. Quindi si tratta dell'ennesima cosa pazzesca che sta succedendo al nostro pianeta, quindi non si può dire più nulla ragazzi. Poi ci meravigliamo se si trovano tartarughe, uccelli, diciamo pieni di plastica dentro quando poi la plastica è piena, diciamo, l'oceano, quindi a volte si trovano delfini arenati con la pancia piena di plastica, quindi diciamo che questo è un problema davvero grande, quindi stiamo proprio messi male male. Sì, sì, d'accordo che Venda l'abbia portata lì, sì, sì, però il problema è arrivato anche lì dove non dovrebbe arrivare, perché parliamoci chiaro, sono zone incontaminate, non pensavano che arrivasse fino a lì. Questo è il problema, che è il vento che l'ha portato, questo è normalissimo. Il problema è che non credevano che arrivasse lì, questo è il problema, cioè hanno prelevato campioni artici di pioggia e di neve e è pieno di plastica dentro, ragazzi, quindi in effetti più neve cadrà, più plastica si depositerà anche in Artico adesso, quindi qua si parla di altezze grandissime, 3200 metri di altezza, non è che stiamo parlando di una montagnetta, qua stiamo parlando di montagne veramente grandissime e tutti quanti erano curiosamente di colore blu. Quindi questa è anche una cosa che è stata pubblicata in una rivista scientifica americana, quindi è di pubblico dominio, lo potete trovare in inglese più o meno. Sì, sì, ma il problema è che tutte queste microparticelle di plastica che inquinano l'atmosfera, che queste fabbriche, capisci, tutte queste cose qui, va nell'aria, automaticamente il vento lo porta con sé e si aggrega con l'acqua oppure con il ghiaccio, quindi vedi come cammina la corrente, diciamo, il vento che l'ha trasportata, diciamo, fino a lì. Mamma mia, sempre le stesse cose. Quindi questi scienziati, pensate che in un litro di neve artica sono state trovate circa 14.400 particelle di plastica, ragazzi. Quindi si tratta del 10% di quelle rilevate nella neve della Baviera rurale. Pensate un poco, ragazzi, qua è per pieno proprio. Quindi diciamo che nel 2050, come dicono questi scienziati, ci sarà più plastica che pesce nei bacini marini. No, no, ma gli scienziati hanno detto che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nell'oceano. Pensa un po', quindi quando vado a pescare tiro una bottiglia di plastica sopra allora. Secondo me invece di pescare orate, spigole qua a Salerno, tiro bottiglie di plastica, Coca-Cola. Mamma mia, non lo so dove arriveremo, ma non la vedo tanto buona, quindi mi sa che a volte quando dicono che stiamo quasi alla fine, secondo me non abbiamo tutti i torti. Quindi secondo me davvero tutti quanti, come diciamo, stiamo alla frutta, quindi penso che più avanti si andrà ragazzi e più è peggio la cosa. Vabbè ragazzi,
Sì, sì, ma loro perciò il fatto dei bunker che stanno costruendo qualcosa sta che sanno ma non dicono, perché è strano che improvvisamente tutte queste città fanno sti bunker sotterranei, America, Norvegia, Finlandia, Russia, bah, così improvvisamente oggi ci mettiamo a fare i bunker tanto per perdere miliardi e miliardi di euro. Quindi o qualcosa già lo sanno, o hanno troppi soldi e quindi non sanno che fare e spendono così. Ma io penso più la prima, eh. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, buon pranzo a tutti e come sempre ci sentiamo alla prossima cosa strana, come dico io. In effetti qua da stamattina non ho fatto una notizia quasi normale, quindi ciao Laura, grazie a tutti voi, ci sentiamo più tardi ragazzi.